Buonasera dal Pala Tedeschi, siamo giunti alla sesta giornata in Serie A. Dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo, gioca al Pala Tedeschi il GGT Mower Benevento 5 che vuole trovare la sua prima vittoria in campionato, la sua prima vittoria in Serie A. Però quest'oggi la squadra di Andrea Centonze ospita la Kame Treviso che è reduce da ben 4 risultati utili consecutivi. È tutto pronto, le squadre sono entrate in campo, andiamo alla lettura delle formazioni con il Benevento che recupera in extremis Lolo Suazzo e va col numero 1 Mateus, numero 5 Ramon Buenardite, numero 6 De Crescenzo, 7 Stigliano, 8 Scitao, 9 Botta che è il capitano, 10 Milucci, 12 Luberto, 17 Arvonio, 20 Guerra, 77 Colletta, come abbiamo detto il numero 93 Lolo Suazzo, allenatore Andrea Centonze. Risponde la Kame Treviso con il numero 1 Pietrangelo, numero 7 Walex, numero 9 Del Gaudio, numero 10 Sutton, numero 12 Giapaviera che rientra dalla squalifica, numero 13 Fiorra, numero 14 Di Guida, numero 17 Perazzetta, numero 19 Ugas, numero 20 Azzoni, numero 22 Donin, numero 89 Sacon, allenatore Silvio Rocia. Il primo arbitro Luca Paverani della sezione di Roma 2, il secondo Marco Moro della sezione di Latina. Il crono sarà diretto da Nicola Maria Manzione della sezione di Salerno. Foto di rito per entrambe le squadre. Benevento che reduce dal KO nel derby, il primo derby stagionale per gli uomini di Centonze contro il Napoli. Alla Palaiacazzi è terminata sul 4-0 in favore della squadra allenata da Fulvio Colini. Kame che invece ha inanellato il quarto risultato utile consecutivo, terzo pareggio di fila, però ha fermato la corsa della Feldi Eboli dopo 4 vittorie consecutive a Treviso. È terminata sull'1-1 e quindi non c'è tempo di riposare dopo i match di martedì con il posticipo del mercoledì tra Petrarca e Pomezia. Quest'oggi si torna subito in campo per la sesta giornata. Quest'oggi tante gare, ben 5 in diretta sul canale YouTube della divisione, con Sala Consilina che invece andrà su Vivo Azzurro. Domani a completare il quadro della sesta giornata ci saranno altre 3 partite con la diretta Sky tra Cosenza e Manfredonia alle 20:45. Benevento da sinistra verso destra dei vostri smartphone, tablet e teleschermi in maglia giallorossa, mentre la Kame Treviso in maglia bianca da destra verso sinistra. Tra poco andremo anche a scandire i quintetti con il Benevento che va con Mateus, Botta, Ramon, De Crescenzo e Scitao. Risponde la Kame Treviso, intanto arriva il fischio con il tocco da parte di Giapaviera che quindi torna in campo dopo l'espulsione anche un po' contestata dalla Kame Treviso in quel di Cosenza, e quindi il capitano della Kame va a completare lo starting 5 con Pietrangelo, Sacon, Sutton e Walex. Anzi Donin, e quindi Sacon, primo possesso per la Kame Treviso. Donin si trascina la palla oltre la linea, sarà rimessa per il Benevento. Scitao, Botta, largo da De Crescenzo, ancora Botta, Ramon, Botta, sterzata su Vieira, torna da Ramon, esterno destro per De Crescenzo, colpo di testa di Sacon, Botta si inserisce ma la palla arriva tranquillamente tra le braccia di Pietrangelo. Riparte Vieira, la giocata di Donin, pronto già ad entrare Walex per Silvio Rocia. Forse non si aspettava questo quintetto di partenza per il Benevento. Intanto De Crescenzo calcia addosso a Ramon, la palla resta lì, la recupera Donin che tenta di ripartire, ancora Donin che elude l'intervento di Ramon. Attenzione a Sacon, anzi a Sutton che viene murato da Botta, la palla arriva a Mateus e quindi Botta rischia qui, attenzione a Giapaviera con la parata di Mateus, poi scarica per Donin che calcia addosso a Ramon. Prima occasione per la Kame Treviso con la palla rubata da Giapaviera.
E quindi salvato Mateus, ancora Giampaviera con il destro, non ha trovato la deviazione, anzi sì, c'è stata la correzione del signor Moro che ha indicato la lunetta, quindi sarà corner per il team ospite. Palla fuori, ci prova col destro Walex, colpisce Ramon, altra rimessa, resta sempre lì la Kame. Ancora Sutton alla battuta, si avvicina Sacon alla fine dopo il tocco di Ramon che poi lascia scorrere. La palla arriva tra le braccia di Mateus che serve botta. Ancora Ramon che scucchiaia per Shitao. Spalle alla porta il numero 8. Guadagna una rimessa già battuta. Botta, De Crescenzo ancora per Botta. Palla in avanti alla ricerca di Shitao che sbuca alle spalle di Walex. Ma la palla esce e quindi sarà rimessa laterale per la Kame. Mentre siamo giunti quasi al tramonto del secondo minuto, 0-0, già una palla gol per la Kame con Vieira. Walex, Sacon, Sutton, salta De Crescenzo e si accentra, va via il numero 10, in buca, capisce tutto Ramon che riparte, lui dell'intervento di Vieira, riesce a scappar via il numero 5 che calcia addosso però a Sacon e quindi sarà rimessa laterale in zona d'attacco per il Benevento. De Crescenzo, Ramon in buca per De Crescenzo che si gira, voleva scaricare, intercetta Walex, poi spazza via Vieira in rimessa laterale con De Crescenzo che si avvicina alla battuta. Botta, Milucci, anzi scusate, Ramon per Shitao, ancora Botta, De Crescenzo col tacco splendido per Shitao che torna da De Crescenzo, lancio lungo di Pietrangelo, palla per Mateus, c'è stata intesa tra De Crescenzo e Shitao e quindi Ramon riesce a servire De Crescenzo, scucchiaia per Shitao che carica il destro, lo apre addosso a Walex, laterale per il Benevento, si scaldano Milucci e Lolo Suazo, anzi Lolo Suazo torna a sedersi, Azzoni e di guida per Silvio Rocia, Pietrangelo, lancio lungo, Botta lascia scorrere, la sfera arriva a Mateus, lancio lungo di Mateus, la mette giù Shitao, gran parata di Pietrangelo che dice di no, riparte Mateus Sacon a spazio l'89, intercetta Ramon, transizione del Benevento, va via Ramon che attende l'arrivo di Shitao che arriva ma ci arriva stanco, palla sul fondo, prima grande occasione anche per il Benevento, la rivediamo con la paratona di Pietrangelo sul tentativo di Shitao che era scivolato bene alle spalle della retroguardia della Kame. Sutton, Walex prestato da Milucci, ancora il 7, Giampaviera in avanti a cercare Sutton, De Crescenzo, Shitao, un po' di spazio, torna da De Crescenzo che calcia col mancino, trova il tocco di Vieira, credo sia rimessa laterale, anzi no, calcio d'angolo, De Crescenzo, palla fuori per Ramon, Milucci, si accentra Milucci e lascia Shitao, di prima Ramon per Milucci, De Crescenzo in buca, capisce tutto Giampaviera, Walex largo per Sacon, passaggio lungo, entra in campo Arbonio al posto di De Crescenzo, pronto ad entrare anche Lorenzo Guerra, pronto a battere Shitao che poco fa ha avuto la palla dell'1-0. Milucci, Ramon, Arbonio, Ramon in buca ma non trova Milucci,
Giappa Vieira, Walex, salta Shitao che poi rinviene, riparte Ramon che salta Azzoni ma si trascina la palla oltre la linea, sarà rimessa per Lakame. 15-15 da giocare. Walex in avanti per Vieira che lotta con Shitao. Vieira viene fermato in qualche modo dal numero 8. Riparte Milucci che ha un po' di spazio. La palla è per Arbogno che sterza sul mancino, perde l'attimo. Recupera Vieira che già manda in porta Sutton che torna dal suo capitano. In buca ma addosso a Ramon. Arbonio, un po' di spazio, il 17, ancora Ramon che voleva tornare da Arbonio. Palla addosso ad Azzoni. Tanto entra in campo col numero 9 Pasquale Del Gaudio al posto di uno stremato Vieira che sta dando una mano concreta anche nella fase difensiva. Arbonio, Guerra, palla ancora per Guerra, corre il numero 20 che non riesce a tenerla in campo sull'attacco dell'altro numero 20 di giornata, Azzoni. Sarà rimessa laterale per Lakame con Azzoni pronto alla battuta, si affida a Pietrangelo. Lancio del numero 1 con la coscia, Ramon serve Arbonio che trova il tocco di Del Gaudio, rimessa per il Benevento. Arbonio di prima, Ramon cerca e trova Guerra, spalle alla porta, intercetta Walex. Palla combattuta, alla fine esce, la rimessa è per Lakame. L'ultimo tocco è stato di Guerra. Sutton batte subito alla ricerca di Del Gaudio che apre il mancino. Molto pericoloso Del Gaudio, ha trovato il tocco di Mateus. Sarà calcio d'angolo per Lakame, rivediamo il tentativo di Del Gaudio. Ha preso con la faccia Mateus. Sutton. Forse c'è qualche problema per Mateus sul tentativo precedente di Sacon. Mateus di fatto l'ha presa in faccia. Palla al centro che attraversa tutta l'area, pericolo per il Benevento perché c'era Del Gaudio tutto solo. Milucci, lancio lungo per Arbonio, colpo di testa di Sutton, rimessa per il team di casa. Guerra, Ramon, Milucci in buca per Arbonio che si gira. Ramon, Guerra, Ramon, pressione della Lakame con Del Gaudio che attacca Ramon che si affida a sua volta a Mateus, lancio lungo, la tiene Pietrangelo. Sacon, anzi Sutton, la palla è per Azzoni che apre il destro, palla sul fondo, ci ha provato il numero 20 a sorprendere Mateus sul primo palo, nessun pericolo. Rivediamo come carica il destro Giacomo Azzoni, nessun problema per Mateus. Botta, Milucci cerca e trova Arbogno che mette giù in orizzontale da Guerra, viene fermato in qualche modo da Di Guida. Poi arriva il fallo da parte di Botta su Azzoni, primo fallo del match. Rivediamo la trattenuta di Botta, prontamente la regia. L'ha mandato in onda Di Guida. Walex, Azzoni, Del Gaudio, ancora Di Guida. Walex, prestato da Milucci. Di Guida, Pietrangelo. Oh, si complica la vita qui Lakame con Pietrangelo costretto
a spazzare via. Gli applausi che ascoltate sono per Lolo Suazo, che quindi torna in campo dopo quasi 3 settimane dall'ultima apparizione. Eccolo qui che imbuca subito per Arbonio, anticipato, riparte Del Gaudio che torna all'indietro. Walex, ancora Del Gaudio che non la tiene in campo sul passaggio di ritorno del suo compagno, rimessa per il Benevento. Lolo Suazo, la giocata di Lolo Suazo che cerca Arbonio, la palla colpisce il ginocchio del 17 giallorosso, rimessa dal fondo per Pietrangelo. Lancio di Pietrangelo, lotta Del Gaudio, perde palla. Lolo Suazo, scucchiaia per Guerra, mette giù Guerra, viene rimontato da Walex. Botta, Lolo Suazo imbuca per Arbonio che si gira, calcia col mancino, trova l'opposizione di Azzoni, corner per il Benevento, palla fuori, ci prova Botta col destro, vicinissimo il Benevento all'1-0 con il suo capitano. Rivediamo il corner, il destro di Botta, palla che lambisce il palo alla destra di Pietrangelo, si spegne sullo fondo. Azzoni di Guida addosso a Lolo Suazo, poi completa il rinvio, colpo di testa di Guerra, però è un regalo per Di Guida, quindi Walex lotta con Guerra, ancora il numero 7 che imbuca per il movimento di Azzoni che è sbucato alle spalle di Lolo Suazo, non ha impattato la sfera il numero 20 in maglia bianca, riparte Guerra, doppio passo, viene fermato però da Di Guida. Attenzione al numero 14 che salta anche Arbonio, la palla è per Azzoni, anzi per Del Gaudio. È entrato in campo anche Donin, quello qui col numero 22, pronti a rientrare anche Sutton e Sacon. Di Guida, Donin, va via Guerra, Donin, palla al centro, la mette fuori Arbonio, ancora Donin in possesso, lascia ad Azzoni, Donin perde il contatto con la sfera, la recupera Arbonio, tenta di ripartire il numero 17, Donin però lo ferma. Guerra, Botta, non ha molte alternative il capitano, quindi Arbonio viene anticipato da Donin, la sfera arriva a Di Guida, rientra in campo Mateusz Sacon al posto di Azzoni. Ci prova Sacon con il destro, calcia addosso a Lolo Suazo. I due per un periodo sono stati compagni di squadra alle Così di Genzano nella stagione 2022-2023. Poi nella sessione invernale di mercato Sacon lasciò il Palacesaroni. Attenzione, palla addosso a Colletta, occhio che ha spazio Arbonio, contropiede del Benevento, va via Arbonio, l'assist per Lolo Suazo, intercetta Del Gaudio, corner per il Benevento. Siamo già dalla parte opposta, 10:41 da giocare. Lolo Suazo, palla fuori, arriva a Donin che spazza via, trova la deviazione di Arbonio col petto e quindi guadagna una rimessa. Uscito anche il numero 17 per far posto nuovamente a Ramon. Tanto questa imbucata sbagliata per Del Gaudio che lascia il posto a Giapaviera, staffetta tra i due. Colletta, Lolo Suazo, Ramon, Lolo, palla sul secondo palo per il gol di Tommaso Colletta che fa 1-0. Si sblocca il punteggio al 10° minuto, palla illuminante di Lolo Suazo sul secondo palo per Colletta
che non ha sbagliato. Che assist di Lolo Suazo, che ha tagliato a metà la retroguardia della Kame, e Colletta fa 1-0. Primo gol con la maglia della Benevento per Colletta, e dopo 2 gare si rompe il digiuno anche della squadra di Centonze. Sbaglia qui Vieira, il passaggio per Sacon, invenzione di Lolo Suazo, con Colletta appostato sul secondo palo che non ha sbagliato. Intanto Mateus, lancio che diventa quasi un tiro, colpo di testa di Shitao, era un po' complicato. Ci ha provato il numero 8 in maglia giallorossa. Siamo entrati nell'altra metà del primo tempo, si è rotto il ghiaccio qui al Pala Tedeschi con la rete di Tommaso Colletta. Intanto il destro da parte di Sacon, in qualche modo Mateus, quindi Colletta sbaglia, attenzione ancora a Di Guida che viene fermato da Shitao. Rimessa per il Benevento, richiamo verbale da parte di Paverani Di Guida per aver allontanato il pallone. Intanto è rientrato in campo anche Sutton. Intercetta Shitao, Colletta, spalle alla porta, palla per Botta. Non ci arriva Ramon, rimessa per la Kame. 9:33 da giocare. Già Paviera per il destro da parte di Donin, la tiene Mateus che lancia subito. Viera però in anticipo su Colletta. Ancora Donin. Sutton. Lotta con Botta, la palla passa, attenzione a Sacon che non riesce a calciare, grazie anche al tocco credo di Colletta che gli ha sporcato il pallone. Botta, Ramon, può giocarla Mateus, di Ramon si complica un po' la vita, poi riesce a spedirla in avanti dalle parti di Pietrangelo. Fa subito ripartire Mateus Sacon, che poco fa ha avuto una potenziale occasione davanti a Mateus. Donin, la giocata del 22 che calcia, non ci arriva, già Paviera, occasione per la Kame con il tentativo dell'ex Mantova in banda a destra. Entra in campo intanto Raffaele Stigliano al posto di Colletta, l'autore dell'1-0. Lancio di Stigliano, De Crescenzo anticipato da Sacon, la sfera arriva comunque a Mateus. Lancio di Mateus, colpo di testa di Sacon, palla fuori. De Crescenzo, Ramon, De Crescenzo, Shitao 1-2, va via De Crescenzo che poi perde la sfera sull'attacco di Sutton. Stigliano, Ramon in buca, ancora per De Crescenzo che lotta con Sacon, non c'è fallo dell'89, la sfera arriva tra le braccia di Mateus. 8:10 da giocare. Stigliano, Ramon, sfida già Paviera, palla che termina fuori, rimessa per la Kame, non c'è stato fallo di Vieira. Sutton, ancora il numero 10, calcia col mancino addosso a Ramon. Sutton scambia, quindi Walex. Sutton, Azzoni, ancora Sutton in buca per Vieira che lotta con Ramon, duello fisico tra Ramon e Vieira, non c'è nulla, rimessa per la Kame. Intanto Sutton allarga il gioco subito da Walex. Sutton, Walex, ancora
Vieira e Sacon sterza, calcia, anzi Sutton, spinta di Mateus, il tentativo del numero 10. Corner, ancora Vieira, ancora Mateus, attento sul primo palo. Ora la Kame sta attaccando con più insistenza. Mette fuori Ramon. Alla fine con esperienza il numero 5 si va a conquistare questa rimessa laterale. Mateus avanza, calcia col destro, tentativo velleitario del numero 1 del Benevento. Intanto rivediamo il destro di Vieira, la spinta sul primo palo di Mateus. Azzoni, Walex, Sutton 1-2, ancora Azzoni, intercetta Stigliano e quindi Shitao, la palla è per Ramon, l'accarezza il numero 5, calcia col destro addosso a Walex, guadagna qualche metro il Benevento. Palla fuori, attenzione a Stigliano che ci prova, la tiene Pietrangelo in due tempi. Lancio del numero 1, palla per il suo collega Mateus, fa ripartire Stigliano. Ramon per la corsa di Stigliano che ci prova sul fondo, altra occasione per il numero 7 giallorosso. Azione sull'asse Stigliano-Ramon, il passaggio di ritorno del numero 5, ci ha provato col mancino Stigliano, palla abbondantemente sul fondo. Walex lotta con Stigliano, Sutton, Azzoni, calcia col mancino addosso a De Crescenzo, corner per la Kame. Ci ha provato Sutton a servire Vieira, bravo De Crescenzo praticamente sulla linea di fondo ad intercettare. Sutton, palla fuori per Walex, la parata di Mateus, ci ha provato il numero 7. Azzoni, deviazione di Shitao, palla che termina in rimessa laterale. Rivediamo l'occasione per Walex con il mancino al volo, risposta reattiva di Mateus, ancora Walex, sotto palla che termina sul fondo. Pericoloso in queste due circostanze il numero 7, rientra in campo Milucci al posto di Stigliano, lancio di Mateus, mette giù De Crescenzo che torna da Shitao, ancora De Crescenzo, vede e trova Milucci. De Crescenzo, Milucci se la porta sul destro, torna da De Crescenzo, largo da Ramon e quindi Shitao. Ramon, De Crescenzo si accentra, riesce a servire Milucci, giocata di Milucci che torna da De Crescenzo che allarga per Shitao che calcia male. Buona trama del Benevento, conclusione brutta del brasiliano. Rivediamo, palla sul fondo, 5:30 da giocare. Sutton, lancio di Azzoni, in anticipo Ramon su Del Gaudio, tanto rientra in campo anche Di Guida al posto di Sutton. Eccolo qui il numero 14 che allarga per Walex che poco fa ha avuto la chance di pareggiare. Intanto Di Guida riesce a scambiare col numero 7, la palla passa in qualche modo, la giocata di Walex che salta Mateus, in qualche modo poi arriva il gol da parte di Del Gaudio e c'è anche il cartellino giallo per De Crescenzo, forse per il fallo di mano. È arrivato il gol di Del Gaudio, rivediamo in maniera un po' fortuita. Walex si è lanciato verso la porta, ha saltato Mateus, palla al centro e arriva quindi il primo gol in campionato di questa stagione per Pasquale Del Gaudio.
che impatta il punteggio al 15°, 1-1. Time out intanto per Andrea Centonze, è stato ammonito De Crescenzo per probabilmente per l'intervento con la mano. C'è stato vantaggio da parte degli uomini per gli uomini di Silvio Rocia, azione che poi ha portato praticamente al pareggio. Indicazioni dei due allenatori. Azione un po' rocambolesca con Walex che ha vinto un rimpallo. Poi grande giocata su Mateus. Rivediamo. No, ha segnato col numero 14 di Guida. Abbiamo ora rivisto il replay, non del Gaudio. E quindi il pareggio di Guida. Primo gol stagionale anche per il classe 96. Lancio intanto in avanti, rimessa dal fondo per Mateus. De Crescenzo lotta con l'autore dell'1-1, fallo di Guida, già battuto il calcio di punizione. Milucci rientra sul destro, calcia sul fondo. Di Guida, intercetta De Crescenzo, poi perde il duello, ancora il 14 in possesso. Sacon largo, ancora il numero 89, ci prova Di Guida ma la palla è uscita e sarà quindi rimessa laterale per il Benevento. Intanto rientra in campo Lolo Suazo. Questa è l'occasione precedente con Milucci che si è liberato bene ma ha calciato sul fondo. Lolo Suazo in buca per Milucci, attaccato da Sacon, ancora Lolo Suazo, botta Lolo Suazo, scucchia in avanti per Milucci, passaggio lungo questa volta, sbagliato il tocco. C'è Ramon, rientra anche Nicola Arbonio. Del Gaudio, largo da Sacon che calcia col destro, la tiene Mateus in due tempi. Lolo Suazo per il movimento di Milucci, colpo di testa all'indietro ma la palla è uscita e sarà rimessa per Lacame. Sacon, Walex in buca per Del Gaudio. Sacon, Walex, giocata di Del Gaudio che torna però all'indietro da Pietrangelo. Lancio che arriva troppo lungo per Sacon, rimessa per Mateus. Lancio per il numero 1, Pietrangelo che smanaccia e anticipa Arbonio. Pronto ad entrare Dunin al posto di Del Gaudio. Non l'ha battuta bene Lolo Suazo e quindi la rimessa passa alla Lacame. Di Guida, Sacon, Walex, 1-2 che si chiude, va via Sacon, passaggio lungo per Dunin. Era uscito bene l'ex Ecusite Manfredonia dalla pressione. Milucci
Arbonio in mezzo a due, Sacon in anticipo, ancora l'89 e quindi di guida, largo da Walex, ancora di guida, 1-2 col numero 7, intercetta Arbonio, riparte, occhio a Lolo Suazo che sterza, Lolo Suazo, Pietrangelo con un grande intervento evita il 2-1 sulla giocata dello spagnolo dopo una palla persa da Sacon. Ancora Botta, Arbonio, Botta, Mateus, lancio lungo di Mateus che diventa un tiro, la tiene Pietrangelo, grande parata poco fa del portiere della nazionale italiana su Lolo Suazo. Intanto Walex va via Botta, ancora il numero 7, la mette al centro, non riesce a calciare Sacon, Mateus innesca Milucci che salta Donin, palla per Lolo Suazo che calcia col mancino, ancora Pietrangelo, un grande intervento con la mano destra, ancora Lolo Suazo ad illuminare la scena del Pala Tedeschi. Il passaggio di Milucci è riuscito a calciare in qualche modo ha toccato a Pietrangelo. Lolo Suazo, Arbonio male, la palla resta lì e Donin non si fida e la mette in rimessa laterale. Lolo Suazo, Botta col destro, alto, Pietrangelo subito alla battuta con Mateus in anticipo che lascia scorrere, siamo già dall'altra parte. Guerra riesce a trovare Arbonio in qualche modo, Walex lotta con il numero 17, ancora Arbonio, la palla è uscita, non c'è fallo della numero 7 e sarà rimessa per la Kame. Pietrangelo, non ci arriva Sutton su questo lancio del numero 1 e quindi Lolo Suazo, palla per Botta, Lolo Suazo ancora per Guerra, lungo e rimessa laterale, anzi dal fondo per Pietrangelo che batte Sutton, Vieira, Sutton di guida, Sutton 1-2, calcia il numero 14, Murato, calcio d'angolo per la Kame. Ultimi 88 secondi di questo primo tempo. Ci prova! Donin che trova Sutton sul secondo palo e la Kame al tramonto del 19esimo completa la rimonta con il gol di Josip Sutton appostato sul secondo palo. Per il numero 10 è il secondo gol in stagione. Botta, Mateus, lancio, colpo di testa di Sutton, palla che esce. Guerra, Lolo Suazo, attaccato da Donin, si affida a Mateus. Lancio lungo, troppo lungo, la tiene Pietrangelo, che lancia subito già Vieira. Rimonta Shitao e quindi Botta. Lolo Suazo elude l'intervento di Perazzetta, è entrato in classe 2005, che martedì ha realizzato il gol del momentaneo 1-0 contro la Feld. Intanto Lolo Suazo, passaggio lungo di Botta. (38 secondi) termine del primo tempo. 2-1 per la Kame
Lancio intanto di Pietrangelo, palla che termina sul fondo. Guerra. La palla è per Botta che salta per Azzetta. Ancora Botta. Lolo Suazo. Guerra. Vediamo se c'è tempo per un'ultima sortita offensiva. Botta. Elude l'intervento ancora di Perazzetta. Va via Botta. Lo strappo del capitano. La palla per Scitao. Poi la recupera. Mancano 5 secondi. Lolo Suazo. Ci prova Guerra di testa. La tiene Pietrangelo. Finisce qui la prima frazione di gioco. Came Treviso avanti 2-1 sul Benevento con il gol in apertura di Colletta che ha sbloccato il punteggio. Poi è arrivata la rimonta degli ospiti firmata da Di Guida e Sutton, e noi ci prendiamo una pausa e ci risentiamo tra poco per la ripresa, sempre qui in diretta sul canale YouTube della divisione dal Pala Tedeschi di Benevento.
Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, sono ritornate sul parquet del Pala Tedeschi. Tra poco ripartono le ostilità con la Kame Treviso avanti 2-1 sulla Benevento. Benevento che aveva sbloccato il punteggio con il gol di Colletta, poi di Guida e Sutton per la rimonta veneta. Arriva il fischio, riparte il gioco. Ramon in avanti, tocco di Vieira. Mette fuori Sacon che non riesce a trovare Vieira, passaggio complicato, il numero 12 non è riuscito a controllare la sfera. Lancio di Mateus, colpo di testa ancora di Sacon. Calcio d'angolo per il Benevento. Scitao, Ramon, De Crescenzo, Ramon, Colletta, Ramon, De Crescenzo, ancora Ramon che sbaglia, l'appoggio per Colletta, rimessa per la squadra di Silvio Rocha. Walex, vero di Sacon, Sutton in buca per Vieira. Attenzione al tentativo di Sutton, quella che è terminata sulla fonda, sbagliato l'autore del 2-1, una disattenzione del Scitao. De Crescenzo, ancora Ramon, Scitao, De Crescenzo, ancora Ramon all'indietro. Colletta, De Crescenzo, scucchiaia, intercetta Walex, poi Ramon con l'esterno, attenzione che Scitao è da solo, Scitao! E il gol di Scitao che ha spiazzato Pietrangelo, palla che ha dato un bacetto al palo interno e si è insaccata alle spalle del numero 1 della Kame Treviso. Errore qui della squadra di Silvio Rocha, con Scitao lasciato colpevolmente da solo e ha battuto Pietrangelo. Torna in partita il Benevento. Primo gol con la maglia giallorossa per Scitao. Ramon in avanti, lascia scorrere Walex. Sutton, Sacon, ancora Sutton, Walex, elude l'intervento di Scitao, via Walex, salta anche De Crescenzo, la parata di Mateus su Giappa Vieira, occasione Kame, ancora Walex, palla che arriva a De Crescenzo che vince il rimpallocchio con 2 contro 1, va via De Crescenzo, salvataggio di Sutton, miracoloso. Sacon fermato da Scitao. Ramon, De Crescenzo, Ramon, saggio lungo per De Crescenzo, rimessa laterale per la Kame. Questi 3 minuti è successo di tutto, dal 2-2 del Benevento, ha già tante occasioni. Walex di prima intenzione, Ramon in anticipo, tenta di ripartire, lotta Ramon, ruleta di Ramon, fallo da parte di Walex, fallo numero 2 per la Kame. Intanto ha allontanato un dirigente del Benevento per proteste. La panchina giallorossa voleva il cartellino giallo per Walex, dato qui giocatona di Ramon, intervento scomposto di Walex, graziato dagli arbitri. Più che scomposto il ritardo di Walex, ha
ha scatenato le proteste della panchina, ne ha pagato le conseguenze un dirigente già ammonito. Attenzione intanto al destro da parte di Ramon, palla sul fondo, non c'è stato alcun tocco e quindi rimessa dal fondo per Pietrangelo, già battuta Walex. Sutton, ancora Walex, Sutton, Sakon, Sutton, Vieira, Sutton, Sakon, Vieira, Sutton, Walex dalla parte opposta, in buca per Sakon, la mette in mezzo, trova il tocco di Ramon, sarà corner per la Kame. Palla fuori, ci prova Sakon che colpisce Sutton, poi rovesciata di De Crescenzo per il movimento di botta, Pietrangelo respinge, riparte Sakon, siamo già dall'altra parte, Walex, Sakon col destro, schiacciato sul fondo, occasione per il Benevento con la rovesciata di De Crescenzo che è diventato un assist per Botta. È arrivato l'intervento provvidenziale di Lorenzo Pietrangelo che è uscito con i tempi giusti. Ramon, giocata del numero 5 che salta del Gaudio, ancora Ramon, largo da De Crescenzo, murato da Sutton, palla fuori, ancora Ramon, blocco di Milucci, Ramon sceglie Botta che imbuca per De Crescenzo, calcia Milucci sul fondo, Benevento ad un passo dalla 3-2, intanto ci segnalano anche l'ammonizione per Ramon per proteste, forse nell'azione precedente sul tocco di Pietrangelo. Attenzione intanto a Sutton, palla al centro, intercetta Milucci che tenta di ripartire, ancora Milucci, la sterzata stop and go, poi la sfera arriva da Azzoni. Wallace, ancora il numero 7, salta Ramon, Walex, gran giocata, poi si trascina la palla oltre la linea. Ramon, Milucci fermato da Azzoni, l'ultimo tocco del numero 10 giallo-rosso, rimessa per la Kame, 15:10 da giocare, 2-2, poco fa 2 occasioni per il Benevento, l'ultima in ordine cronologico per Milucci. Sutton rischia un po' ma riesce a servire Walex e quindi Azzoni. Walex, ancora per Azzoni, largo da Sutton, scucchiaia per il ritorno di Azzoni, intercetta De Crescenzo, rimessa per la Kame. Attenzione al passaggio di Walex, intercetta Ramon che poi cade ma c'è il fallo del numero 7, fallo numero 3 per la Kame. Ramon in avanti per Milucci che lotta con Azzoni, la palla arriva a Walex che non salta il 10 e quindi ancora Ramon, Botta per il movimento di Stigliano, colpo di testa di Sutton, occhio a Walex, gran parata di Mateus, la respinta del numero 1 su un sinistro molto violento del numero 7 in maglia bianca. Attenzione qui alla incursione di Azzoni, fermato in qualche modo. Ramon, perde palla, occhio a Del Gaudio che apre il destro sul fondo, ha rischiato qui Ramon, ha rubato palla al numero 9
si è involato, ha incrociato troppo il destro come stiamo rivedendo. Intanto attenzione, siamo già dall'altro lato, Shitao sull'esterno della rete, chance per il Benevento. Occhio a Del Gaudio, Di Guida, Walex, Azzoni, respinge Mateus, rimessa per Lacame. Rivediamo l'occasione per Shitao col destro, palla fuori, Walex, la palla spegne sul fondo. Intanto rientra in campo anche Donin, lancio di Mateus per Stigliano, Botta, Milucci, per il movimento di Botta, spazio il numero 9, palla per Shitao, nera di rigore, ancora Milucci, Shitao di prima per Botta, ancora Shitao, Stigliano, Botta, Shitao, Botta, Milucci, sbaglia Stigliano, l'appoggio per Shitao, lascia scorrere Donin. Di Guida, lancio per Azzoni, passaggio lungo, intercetta il numero 20, quindi Mateus lascia Botta, Milucci in orizzontale da Stigliano, Botta, Milucci, Stigliano, tocco sbagliato per Shitao, Di Guida, Donin, va via ancora Donin che calcia col mancino, trova l'opposizione di Botta e trova soprattutto un corner. Palla fuori, Donin, non salta Milucci, poi sì, e spinge Botta, corre Milucci, passaggio sbagliato da parte di Shitao che ha sbagliato il tocco. Donin, Di Guida, lancio lungo per Del Gaudio, mette giù il numero 9, deve intervenire Milucci, corner per Lacame. Palla fuori, Donin di prima, lotta Del Gaudio e quindi Di Guida, ora Azzoni, Di Guida, Donin, Azzoni, un salta Stigliano, palla che esce fuori. Stigliano, lancio in avanti, intercetta Di Guida che anticipa Shitao e alleggerisce per Pietrangelo. Pronto al lancio che arriva, colpo di testa di Azzoni, palla per Mateus. Sbaglia la misura del lancio Mateus, rimessa per Lacame con Di Guida, anzi Donin alla battuta, è rientrato in campo Sacon al posto di Azzoni. Intanto qui sbaglia l'89, il tocco per Vieira, è entrato anche lui al posto di Del Gaudio. Stigliano, lancio di Mateus, colpo di testa di Arbonio che anticipa Pietrangelo, spazza via Sacon senza badare allo spettacolo. Ancora lancio di Mateus, poi Sacon di testa, scambia con Di Guida, l'89 in possesso, Donin, lotta con Milucci, ancora Donin, arriva il fallo di Enzo Milucci, fallo numero 2 per il Benevento, non d'accordo Milucci. Di Guida cerca e trova Sacon che torna dal numero 14,
l'autore dell'1-1. Sacon, Donin in buca per Vieira, intercetta Arbonio. Attenzione a Donin che calcia, la palla gira e Mateus la tiene in campo, poi lancia, palla per Pietrangelo che serve subito Donin. Giocata di Donin che poi si trascina la palla fuori, rientra in campo Ramon al posto di Milucci. I due ammoniti insieme a De Crescenzo in casa Benevento. Botta. Ramon. Botta. Sbaglia il tocco, Sacon riesce a tenerla in campo. La palla però è per Ramon, quindi Botta. Stigliano. Ancora Botta. Ramon di prima per la corsa di Stigliano che la tiene in campo, l'ex Sala Consilina. Botta. Arbonio. Ramon. Palla fuori per Botta. Ancora Botta che però si trascina la palla oltre la linea. Voleva saltare di guida e con esperienza si è opposto. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara. Walex. Lancio del numero 7. Palla dalle parti di Mateus. Botta. Ramon. Arbonio. Rimpallo. Lotta Stigliano. La meglio già Vieira che riparte. Va via il numero 12 che calcia col destro. Respinge Mateus. È riuscito comunque a calciare il capitano della Kame, francobollato da Stigliano. Palla fuori. Sacon respinge Ramon. Poi ancora Ramon. Questa volta su Vieira. Walex non salta. Shitao pronti ad entrare Colletta e Milucci, più Colletta che Milucci. Sacon intercetta Ramon che anticipa già Vieira. Ti guida palla fuori. Walex in buca per Sacon. Già Vieira carica il destro. Respinto da Ramon, ancora Sacon in possesso, all'indietro da Pietrangelo. Lancio del numero 1, Mateus che la fa sua. Serve subito Shitao, lungolinea per Arbonio. Lotta il numero 17 con di guida. Intanto è arrivato il fallo su Arbonio, fallo numero 4 per la Kame. Colletta intanto calcia col mancino, murato da Sacon, guadagna qualche metro il Benevento. Ancora Colletta. Ramon. Shitao. Arbonio. Shitao. Ramon. Mateus avanza. Occhio a Mateus che si mette in proprio, calcia, scivola al momento del tiro. È stato poi fermato in qualche modo da Vieira. Tentativo dall'estremo difensore brasiliano. Classe 97. Tanto Ramon ci prova col destro. Palla alta. Pietrangelo. Walex. Sacon. Di guida. Ancora Walex tra le linee. Non intercetta Ramon, riparte già Vieira che ha un po' di spazio. Sacon per il gol di Walex che fa 3-2. Splendida azione della Kame con il gol
del numero 7, quarto centro stagionale per Walex, che firma il nuovo vantaggio della Kame. Rivediamo l'assist di Sakon per il gol di Walex, che al 12° della ripresa firma il nuovo vantaggio quindi della squadra di Silvio Rocha. Arbonio, fermato da Azzoni, rientrato in campo, pronto a rientrare in campo Lolo Suazo. Colletta, Ramon non salta Vieira e si trascina la palla fuori. Walex, Vieira largo ancora dal numero 7, elastico su Arbonio, palla fuori. Tanto rientra Lolo Suazo al posto appunto proprio di Arbonio. Lolo Suazo, colpo di testa di Walex, a spazio Vieira, carica il destro addosso a Ramon. Palla fuori ancora, Vieira che colpisce Walex, poi Ramon, poi Vieira anticipa Shitao, Sutton, Azzoni, Vieira, Sutton. Momento di confusione con Del Gaudio che era di fatto entrato con la casacca alle spalle dell'arbitro. Dal posto di Vieira, cambio non effettuato in maniera diciamo perfetta. Shitao, Colletta, fermato da Azzoni. Colletta, Lolo Suazo, Ramon, Lolo Suazo, uno contro uno con Del Gaudio, non lo salta, riparte il numero 9, calcia Del Gaudio sul fondo. Sbaglia qui Ramon, stava approfittando Walex, lancio di Mateus per Lolo Suazo, colpo di testa di Azzoni, poi rinvia Del Gaudio, la palla è per Ramon. 6 minuti al termine della gara, Kame avanti 3-2 sul Benevento. Colletta, Ramon, Lolo Suazo in orizzontale da Shitao, che serve Lolo Suazo, tenta la giocata, ancora Del Gaudio che recupera, scucchia in avanti, attenzione a Walex che anticipa Mateus ma calcia male. Ramon, Shitao, non riesce a servire Lolo Suazo, altro grande intervento di Del Gaudio, ottima partita per il numero 9. Ci prova il Benevento, non vuole mollare il team di Centonze, pronto a rientrare invece Sakon per Silvio Rocha. Lolo Suazo va da Shitao, va via il numero 8, calcia col destro, murato da Azzoni. Intercetta ancora Del Gaudio, il passaggio di Lolo Suazo, riparte il numero 9 che ha un po' di spazio. Del Gaudio voleva servire Sutton sul secondo palo, intervento provvidenziale di Ramon in estirada che evita che la palla arrivasse al numero 10. Sutton alla battuta, palla fuori, Donin per Azzoni, ancora Donin. Azzoni calcia col destro, trova
la deviazione di Ramon. Sutton all'indietro da Pietrangelo, lancio ancora per Donin che lotta con Ramon, ultimo tocco del giocatore del Benevento, rimessa Kame. 5 minuti e 2 secondi al termine della gara. Intercetta Shitao, ancora Sutton che ha spazio, Sutton calcia male addosso a Ramon, c'era Donin tutto solo sull'out di sinistra. Sutton per la corsa di Azzoni, lo ferma Colletta. Sutton, Donin col sinistro, palla fuori. Ci ha provato l'ex giocatore del Mantova. Colletta. Ramon, Lolo Suazo in avanti per il movimento di Shitao. Riesce a deludere l'intervento di Sakon, ma la palla si spegne sul fondo. Donin addosso a Colletta. Pietrangelo, lancio in avanti, lotta del Gaudio. Sakon, Donin in buca, palla che arriva alle parti di Mateus. Lolo Suazo, Ramon, Shitao, Lolo Suazo, Ramon, Lolo Suazo, Shitao, Ramon, Lolo Suazo, passaggio di ritorno per Ramon, passaggio un tantino lungo, era buona l'idea, meno l'esecuzione. Rimessa, credo laterale, sì, per la Kame, già battuta da Donin. E quindi Sakon, Sutton, Sakon, Donin, Sutton, Donin rimontato da Ramon, la tiene in campo Mateus. Lolo Suazo, Guerra, entrato al posto di Ramon, si mette in proprio Guerra che si incunea, arriva il fallo da parte di Del Gaudio che viene anche ammonito. Quinto fallo per la Kame Treviso. E time out credo per Centonze che vuole approfittare di questo calcio piazzato per dare qualche indicazione ai suoi. Mancano 3 minuti e 20 al termine della gara. Kame Treviso avanti 3-2 sul Benevento in questa ripresa a botta e risposta tra Shitao e Walex. Primo gol per il brasiliano del Brasile, gol numero 4 invece per il giocatore col numero 7 del team di Silvio Rocha. Termina il time out per i due allenatori. C'è Lolo Suazo sulla sfera.
Parte Lolo Suazo, la spinta di Pietrangelo, poi colpo di testa di Colletta, non ci arriva Guerra. Ci ha provato lo spagnolo direttamente dal calcio di punizione. Attenzione a Viera che ci prova col destro, la tiene Mateus. Shitao. Lolo Suazo, ancora Shitao. Colletta in ritardo, attenzione a Sutton che poi perde il pallone, va via Colletta. Guerra, stop and go e fa ripartire Shitao. Power play per Centonze, eccolo qui Enzo Milucci con la maglia del portiere di movimento, entra anche Stigliano. 5 contro 4 della squadra di casa. Shitao, 2:35 al termine. Shitao, Stigliano, Lolo Suazo. Shitao, Guerra, Milucci, Lolo Suazo, Stigliano, Lolo Suazo, Shitao, avanza Lolo Suazo, Milucci, Guerra, Lolo Suazo, Shitao. Non c'è fallo di Donin. Riparte il gioco. Lolo Suazo. Milucci intercetta. Sacon, poi Guerra, la porta è vuota. Milucci murato da Vieira. Shitao la tiene in campo. Shitao, Lolo Suazo male. Mette fuori Sutton. Ma la palla torna a Shitao. Guerra. Shitao. Ci prova il numero 8, palla sul fondo. Tentativo di Shitao a 1:27 dal termine. Tanto rivediamo sto contatto. Le proteste del Benevento. Colpo di testa di Lolo Suazo molto involontario che serve Mateus, quindi Shitao. Lolo Suazo. Pressione di Giappa Viera per non far inserire il portiere in movimento. Ancora Mateus. Shitao. Guerra. Shitao. Milucci è totalmente da solo. Non hanno visto né Guerra né Shitao. Occhio a Guerra che ha spazio. Palla al centro. Intervento di Valex che esulta come un gol. Ce l'ha totalmente Milucci da solo. Poi esce il numero 7. Rientra Donin per difendere il power play di Centonze. Ultimo giro di lancette. Palla fuori per Ramon. Stigliano, Lolo Suazo. Pietrangelo si oppone, occhio che la porta è vuota. Recupera Shitao, va via Stigliano. Milucci. Shitao, Lolo Suazo. Ramon. Milucci. Ramon. Lolo Suazo. Stigliano al centro. Deviazione di Sacon. Calcio d'angolo per il Benevento. 32 secondi al termine. Richiamo per la panchina della squadra di Centonze da parte di Paverani, soprattutto a Mateus. Lolo Suazo, palla fuori. Ramon. Stigliano. Ramon. Lolo Suazo. Ramon. Stigliano. Calcia col mancino. Non la trattiene Pietrangelo. Corner per il Benevento. 19 secondi al termine. Milucci. Ramon. Lolo Suazo sbaglia tutto. Palla alta. Rimessa dal fondo per il team ospite. Lancio di Pietrangelo. Contatto tra Ramon e Vieira, tutto regolare secondo gli arbitri. Rimessa per la Came, rischiato un po' qui Ramon. Sacon.
Pietrangelo, lancio lungo, colpo di spalla di Ramon che non la tiene in campo. 5 secondi al termine del match. Kame vicinissima alla vittoria. La palla è per Pietrangelo, lancio lungo del numero 1. Un secondo al termine. Lancio di Mateus. La partita finisce qui. La Kame Treviso espugna il Pala Tedeschi, vince per 3-2, trova la seconda vittoria in campionato, la prima in trasferta. Continua invece il momento no della GG Teamwear Benevento 5, che non riesce a trovare la sua prima vittoria in Serie A. Dopo il gol di Colletta, il primo tempo è arrivato il pareggio di Guida, l'1-2 di Sutton. Nella ripresa il pareggio di Shitao e poi il 2-3 di Walex. Kame che quindi sale a 9 punti in classifica e Benevento che resta a 1. È tutto dalla Pala Tedeschi, noi ci risentiamo per il prossimo impegno della Benevento, che sarà domenica 1 dicembre contro la Pirossigeno Cosenza, gara che andrà in diretta su Sky Sport. È tutto, buon weekend.